L'eremo di San Girolamo Nervesa della Battaglia è stato restaurato e restituito all'antico splendore grazie all'intervento di un privato. Mi ricordo la prima giorno che ho scoperto, quando camminavo per questa stradina, che ho scoperto questa porta, era preso malissimo e sono rimasto male perché ho detto: ma com'è possibile che la gente abbandoni una cosa che sono le radici del nostro paese? Il manufatto è stato acquistato insieme alla tenuta abbazia da Ermenegildo Giusti, emigrato negli anni 70 in Canada, dove ha fatto fortuna nel settore delle costruzioni, che ha deciso di investire risparmi nel suo territorio d'origine. Chiesto all'autorità il permesso, il recupero è stato avviato con una spesa di 100.000 euro sotto la supervisione della Soprintendenza alle Belle Arti. Abbiamo ripristinato l'aspetto, diciamo così, originale, precedente alla distruzione della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo anche restaurato e rifatto in parte il pavimento, dove abbiamo trovato anche una parte del pastellone originale settecentesco che costituiva appunto il pavimento, il piano di calpestio interno. Il restauro è stato scientifico, eliminata l'umidità che disgregava pavimento e pareti, è stata rifatta la copertura secondo un disegno e un dipinto del 1800 che raffiguravano l'oratorio con il manto in laterizio. I lavori sono stati inaugurati con una messa celebrata nel giorno del patrono. La ristrutturazione dell'eremo di San Girolamo conferma l'impegno per la salvaguardia del patrimonio storico e culturale di Nervesa. Bisogna mantenere la nostra cristianità, la nostra fede che abbiamo, perché è quella che ci aiuta per affrontare le difficoltà della vita.